Noi dobbiamo intervenire immediatamente sugli oneri accessori e sulle accise, azzerandole. Per un sistema economico che comunque presentava più di una fragilità già prima dell'avvento della pandemia, ma che si stava rimettendo in piedi dopo i difficili mesi di lockdown, l'aumento esponenziale di luce e gas rappresenta un'autentica mazzata di cui bisogna assolutamente limitare i danni. Per le imprese ci sarà un aumento di 28 miliardi di euro sul consumo dell'energia che nel 2019 era di 9 miliardi. Perciò capiamo che parliamo di numeri impressionanti che inevitabilmente graveranno sulla produzione, avranno un'implicazione diretta sulla produzione, ma avranno anche un'implicazione diretta sui conti delle famiglie, che una famiglia nel prossimo bimestre rischierà di pagare circa l'80% in più. Secondo il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, sarebbe necessario anche da un lato rendere l'Italia più indipendente dalle forniture estere di gas, dall'altro creare in Europa un grande centro d'acquisto. Intanto sul fronte diffusione del virus, le aziende vivono una situazione che riflette quella del paese. I contagi stanno aumentando, lo vediamo in maniera vertiginosa, però dobbiamo dire che per i vaccinati questo si traduce in un'influenza e poco di meno. Lo dimostrano i dati. Io stesso ho avuto a dicembre il Covid, ho contratto il Covid e in una settimana mi sono negativizzato.